numero 9 Galletto, col numero 11 il capitano Ghi, col numero 12 Parisi, il numero 13 Kenji, il numero 16 Di Luce, il numero 17 Giannattasio, il numero 22 Lauro. Ovviamente allenatore mister Piero Basile. Gli arbitri saranno Colombo di Modena, Ottaviani di Trieste e Faiella di Castellammare di Stabia. Sta per iniziare quindi il derby campano. Benvenuti quindi dal Pala del Mauro di Avellino, fra due grandi squadre che vogliono riscattare la classifica di questo campionato di Serie A. Entrambe vengono da una vittoria. Sentiamoci l'inno della Serie A. Benvenuti quindi dal Pala del Mauro di Avellino, le due squadre che si scambiano i saluti a breve, quindi Sandro Abate Avellino contro Benevento Calcio a 5 in questo Pala del Mauro infuocato. Oltre 300 persone tra ospiti e locali per assistere a questo derby. Saluti intanto per le due panchine, tanti gli ex in campo e in panchina. Vediamo come schiereranno i primi quintetti. Mister Piero Basile che ha fatto un capolavoro in quel di Eboli, 4-3 per la Sandro Abate contro la capolista, mentre è impresa anche del Benevento in casa contro il Sala Consilina per 2-1. Due squadre che comunque vogliono risalire la china. La Sandro Abate è vicina alla zona calda, alla zona della Coppa Italia. Mancano 2 giornate alla fine del girone di andata, mentre il Benevento sta provando a risalire dall'ultimo posto e si avvicina verso le zone della salvezza. Vediamo quindi foto di rito sia per la Sandro Abate che per il Benevento. Benevento già in campo con i primi 5 calcettisti in porta: Marchesano, Josema, Lollo Suazzo, Arvonio e Volognino, mentre la Sandro Abate, Gianluca Parisi in porta, Alex, Ghi, Kenji e il quinto dovrebbe essere Gennaro Galletto. Siamo pronti, sul pallone il capitano Nicola Arvonio. Derby quindi qui al Pala del Mauro. La Sandro Abate che ci crede fino all'ultimo per la Final 8 di Coppa Italia. Benevento vuole fare altri punti per avvicinarsi alle zone meno calde di classifica da quando c'è Scarpitti. La squadra beneventana ha cambiato passo anche con il gioco. Lollo Suazzo che saluta il pubblico, uno degli ex della partita. Vediamo quindi Arvonio sul punto di battuta. Josema che è andato a Benevento da qualche settimana, è stato un calciatore della Sandro Abate Avellino fino praticamente a 10 giorni fa. Tutto pronto qui al Pala del Mauro, si aspetta l'orario esatto, cioè alle 20:30. L'arbitro intanto parla con mister Piero Basile. È pronto Arvonio già da qualche minuto lì in mezzo per battere. Scambi di battuta fra Lollo Suazzo e Galletto per ridurre la tensione. Intanto Alex si sta aggiustando un po' di scotch probabilmente alle caviglie. È pronto. Oltre 300 le persone nelle varie tribune, dietro di me anche i tifosi del Benevento, circa una centinaia. E si inizia subito il match campano. Intanto qui spinto subito Arvonio, serve Josema, Kenji su di lui, blocca Parisi. Subito il Benevento prova a farsi vedere in attacco. Galletto, Kenji, Volognino su di lui. Vediamo Kenji con la sua classica finta, prova a ubriacare Volognino, lo spinge, poi la butta in mezzo, blocca Marchesano che fa ripartire subito con Lollo Suazzo che prova a servire proprio
Volonnino, non ci arriva Arvonio sul pallone, rimessa laterale in favore della Sandro Abate Avellino, che ha fatto un capolavoro, come dicevo, contro la Feldi Eboli, portieri di movimento in punti di partita di difficoltà, è riuscita a portare a casa 3 punti fondamentali. Vediamo Galletto qui, prova a servire Kenji, aggancia Kenji, prova a puntare Volonnino, ancora Kenji, prova a ubriacarlo di finte, Alex carica il sinistro ma praticamente lo sfetta. Sentite i fischi nei confronti di Alex e tifosi ospiti accorsi qui al Pala del Mauro, numerosissimi. Sarà rimessa laterale in favore, anzi rimessa dal fondo, che batte subito Marchesano, Lollo Suazzo, Volonnino, ancora Suazzo verso Volonnino che non riesce ad agganciare, rimessa laterale in favore della Sandro Abate con Kenji, assente il capitano Abate, quindi il capitano è Ghi oggi. Vediamo qui Josema, conosce bene Ghi, sarà un bel duello in questa partita. 18:50 sul cronometro, 0-0 fra Sandro Abate e Benevento. Alex, su di lui proprio il capitano Arvonio, Galletto, serve Alex all'indietro verso Parisi, l'arbitro inizia a contare. Parisi prova a servire Ghi, riesce a tenere il pallone in campo il Toro, Josema su di lui, lo salta Ghi, il tiro! La puntata del Toro di poco a lato, ma c'era sulla traiettoria Marchesano. Riparte ora Lollo Suazzo, ancora verso Volonnino, Lollo Suazzo, Alex di testa verso Ghi, ancora lui, mantiene il possesso il Toro, all'indietro verso Alex. Prova a servire Galletto, anticipa Lollo Suazzo, poi Ghi su di lui, commette fallo il numero 11 della Sandro Abate, che viene subito ammonito, quindi subito primo ammonito dell'incontro il capitano Ghi. Cartellino giallo quindi per Ghi, uno dei trascinatori in questa prima fase della stagione della Sandro Abate. Ghi protesta, l'arbitro sta spiegando, primo fallo anche della Sandro Abate. Josema sul pallone, ancora Volonnino, Lollo Suazzo, Volonnino pressato, Lollo Suazzo prova a servire qualcuno, il pallone è sballato. Rimessa laterale in favore della Sandro Abate Avellino con Kenji che è pronto a sprizzare. Ancora Alex, Ghi prova a salire, pressato da Josema, ancora Ghi prova a crearsi un po' di spazio, il pallone passa, non ci arriva Galletto, non c'è nessuna deviazione. Rimessa laterale per il Benevento con Volonnino sul punto di battuta. Ancora Volonnino, prova a servire proprio Arvonio, attenzione Kenji, c'è un po' di spazio, si prende tutto il tempo all'indietro verso Gianluca Parisi. Parisi con calma, direttamente in porta, il pallone esce. Marchesano subito verso Lollo Suazzo, prova ad alzare i ritmi anche il Benevento. Volonnino, Arvonio, ancora lui, prova a servire Josema, vince il rimballo Arvonio, il tiro, Alex devia, poi Ghi in contropiede, vediamo ancora Ghi, il tiro, pallone che esce. Marchesano subito verso Josema, attenzione Josema fermato da Alex, intanto entra Fabigno per il Benevento. Rimessa laterale proprio per la squadra ospite, Josema, anzi lascia per Volonnino. Fabigno ha preso il posto di Arvonio, vediamo qui Volonnino, Ghi anticipa di testa e lascia Gianluca Parisi che fa ripartire l'incontro con Miguel Kenji, ancora Galletto, Parisi non può toccarla e quindi la lascia in calcio d'angolo, rischia la Sandro Abate. Corner in favore del Benevento con Lollo Suazzo, la butta in mezzo, Volonnino, vediamo, prova a fintare, serve Lollo Suazzo, il tiro di Lollo Suazzo, vicinissimo al gol il Benevento, c'era però il piedone di Gianluca Parisi. Rivediamo Lollo Suazzo, punta Kenji e poi prova la puntata, c'era però il piedone di Gianluca Parisi. Kenji, Titon su di lui, è entrato anche lui. Alex, Galletto,
ancora pressato da Lollo Suazo. Alex, ancora il diavolo, serve Ghi, ancora Alex, pressato da Fabinho, attenzione, qui perde il pallone Titon, ha provato subito la botta. Una grande squadra il Benevento, sicuramente ha modificato tanto e non merita l'ultimo posto in classifica. Qui Alex ferma Fabinho, Alex è un po' il cronometro della Sandro Abate. Ancora nessun cambio per la formazione di mister Piero Basile, però sono pronti qualche giocatore. Vediamo qui Titon all'indietro verso Lollo Suazo, punta Galletto, Lollo Suazo prova il tiro, c'è forse la deviazione, infatti sì, deviazione, sarà corner e possesso per la squadra ospite. Entra Gabriel Pina, primo cambio quindi per la Sandro Abate. Vediamo qui, c'è il tocco, un po' di rischio, Parisi si ritrova il pallone in mano, poi prova a far ripartire subito per Ghi, Alex di testa, Gabriel Pina, attenzione, Ghi aggancia e però non tiene il possesso palla. Partita bellissima, infiammata. Lollo Suazo sul punto di battuta, ancora prova a servire Titon, ancora lui, Gabriel Pina non lo fa passare, Lollo Suazo, ancora lui, supera Galletto, poi non si capisce con il compagno di squadra, recupera il possesso la Sandro Abate, Pina verso Galletto, ancora lui, Galletto, il tiro, la parata di Marchesano, pericolosa anche la Sandro Abate, entra anche De Crescenzo al posto proprio di Lollo Suazo. Rivediamo qui l'azione della Sandro Abate, Galletto fa tutto da solo, il sinistro, para Marchesano, possesso per la Sandro Abate, attenzione qui Pina prova il tiro, ancora la deviazione, chiama qualche schema Galletto, Ghi appostato, vediamo un pochettino, ancora Galletto verso Ghi, c'è un po' di spazio, De Crescenzo con il corpo, ancora rimessa laterale per la Sandro Abate. 15 minuti e 12 alla fine del primo tempo, primi 5 minuti scoppiettanti qui al Pala del Mauro di Avellino. Vediamo Gabriel Pina, c'è la deviazione di Josema, poi De Crescenzo non aggancia, Alex, su di lui proprio Josema, fa il movimento Galletto, Ghi prova il tiro, pallone che esce, Sandro Abate che prova a crescere in questa prima fase, Josema, De Crescenzo, ancora verso Titon, pallone che esce, Titon che viene da una doppietta. Vediamo intanto altri cambi dentro di Luccio e Lavrendi, Lavrendi grande promessa della Sandro Abate, Alex prova a servire Lavrendi che la butta in mezzo, non c'è nessuno, De Crescenzo controlla, rimessa laterale in favore della squadra ospite, Josema ancora verso Titon, De Crescenzo, Titon fa salire la squadra, Fabinho all'indietro con il pallone, Alex su di lui, Josema, Titon, Josema, Di Luccio su di lui, De Crescenzo, scivola Lavrendi, poi De Crescenzo rimane in possesso, prova l'azione solitaria, perde il possesso anche De Crescenzo, ex Sandro Abate, Pina, botta, Lavrendi, Pina, sentiti i fischi dei tifosi ospiti accorsi al Pala del Mauro, Lavrendi, attenzione qui Marchesano anticipa tutti, attenzione Josema, su di lui Di Luccio che lo ferma alla grande ma non riesce a tenere il possesso palla, ancora Josema, De Crescenzo prova a servire Fabinho, ancora lui Fabinho prova a servire Titon, botta, lo ferma, poi Lavrendi, c'è pressione, atterrato Lavrendi, protesta la panchina della Sandro Abate, Marchesano, De Crescenzo, fischi, si accende il derby, voleva un fallo la Sandro Abate, la panchina, vediamo ancora Gabriel Pina, serve Lavrendi, all'indietro verso Botta, Di Luccio, Pina, movimento di Botta che riesce a tenere il possesso palla, Vincenzo Botta che è stato il capitano del Benevento praticamente, esce Josema, dentro Guerra, rivediamo qui Lavrendi, effettivamente anticipa Josema, tocco leggero, poteva starci il fallo, intanto qui rimessa laterale per il Benevento,
Bellissima qui la partita, amici di Divisione Calcio a 5, ricordiamo la partita in diretta qui su YouTube, sul canale Divisione Calcio a 5, uno spettacolo di campionato equilibratissimo quest'anno. Vediamo ancora Fabinho, ancora verso Titon, Titon prova la controfinta, De Crescenzo non riesce a tenere il possesso. Rimessa laterale in favore della Sandro Abate Avellino, dentro il capitano Arvonio, esce Fabinho, dovrebbe essere questa la staffetta lì come pivot. Ancora Botta, Gabriel Pina, Vincenzino Botta, Di Luccio prova di prima a servire Gabriel Pina, c'è la deviazione. Intanto tantissimi tifosi accorsi qui al Pala del Mauro, credo che siamo arrivati in 500 tra tifosi ospiti e locali. Vincenzino Botta, Lavrendi fermato da Guerra, tira la maglia Guerra, vediamo ancora Botta, Di Luccio, Gabriel Pina, Botta, possesso della Sandro Abate, Lavrendi prova la finta, Guerra su di lui, Arvonio, Gabriel Pina, Lavrendi prova a servire nello spazio Gabriel Pina che si aspettava un pallone diverso. Vediamo De Crescenzo, ancora sale il Benevento con Titon all'indietro verso Guerra, De Crescenzo, Titon, Di Luccio su di lui, ancora Guerra, De Crescenzo, il giro palla del Benevento, Titon, si vede la mano di Scarpitti, Guerra, ancora lui, De Crescenzo non può toccare il pallone ovviamente Marchesano che lo lascia scorrere, stessa situazione della Sandro Abate di poco fa, non si capiscono. Rimessa laterale dovrebbe essere per la Sandro Abate, anzi corner scusate ovviamente. Vediamo Vincenzo Botta, la prova a buttare in mezzo, Di Luccio, poi Titon, contropiede del Benevento, Titon, Lavrendi scivola e guadagna il possesso, un po' fortunato qui Lavrendi, prova la doppia finta, poi c'è il tiro di Di Luccio, un po' di confusione in questa fase, chiedeva il fallo il Pala del Mauro, rivediamo l'azione, Lavrendi se ne va, Arvonio su di lui col fisico, va a terra, poi il tiro di Di Luccio che esce, vediamo, stanno aggiustando la porta intanto. Tantissimi in live, quasi 700 a seguire il derby campano marchesano. Ancora Guerra, Kenji su di lui e guadagna la rimessa laterale il giocatore della Sandro Abate Avellino. Vediamo Galletto, è ritornato anche Alex, quindi prova il forcing la Sandro Abate. Qui Lollo Suazzo di testa appoggia il proprio portiere, Lollo Suazzo prova a servire José, ma qui Botta lascia passare in mezzo alle gambe il pallone, rientra Ghi, quindi dovrebbe passare Alex centrale dietro. Ghi, ancora lui, il capitano della Sandro Abate, serve Galletto, Ghi, rifiata un pochettino la Sandro Abate dopo un po' di pressione del Benevento, Kenji prova a saltare, Guerra, Marchesano, poi Galletto, Josema e la Sandro Abate ci prova. Intanto qui proteste del Mauro, Kenji che va a terra, rivediamo nel replay Kenji qui le solite finte del giocatore della Sandro Abate, Guerra lo ferma con un po' di fastidio creato qui al Pala del Mauro. Vediamo Galletto, Ghi prova il tiro, pallone che esce di poco, intanto time out di Fausto Scarpitti, rifiatano le due squadre per un minuto, un fallo a testa, 0-0. Facciamo un grandissimo applauso alla nostra Sandro Abate, ce la stiamo mantenendo tutta, bravi ragazzi. Vogliamo sentire anche la nostra tifoseria avenirese per la Sandro Abate. Intanto primi live
sui campi di Serie A. Genzano in vantaggio in casa contro il Manfredonia, 2-1 dell'L84 sul Città di Cosenza, 0-0 fra Napoli e Came Treviso, ovviamente 0-0 qui al Del Mauro. Rivediamo qui Kenji che supera Guerra, il tiro Marchesano e poi Galletto e ancora Marchesano, poi qui c'è stato il fallo su Guerra, anzi su Kenji da parte di Guerra. Protesta qualcosa la panchina della Sandro Abate. Vediamo, ripartiamo con la rimessa laterale in favore del Benevento. Può ripartire il gioco. Marchesano, Lollo Suazzo, Josema, Ghi prova a prendere il pallone, Josema vince il contrasto, vediamo contropiede, Josema, il tiro, c'è la deviazione decisiva di Alex che ferma il pericolo, sarà ancora azione offensiva per il Benevento. Vediamo qui il tiro di Volonnino, rischia la Sandro Abate, contropiede, vediamo Ghi, ferma tutto Volonnino che riparte, Lollo Suazzo, ancora lui, punta Alex, Lollo Suazzo, il tiro, pallone veramente a centimetri dallo specchio, rimessa dal fondo per la Sandro Abate Avellino. Rivediamo nel replay, eccolo qui, Lollo Suazzo, ubriaca di fin, il tiro di poco al lato. Alex, riprendiamo la live, prova a servire Ghi di testa, se la ritrova in mano Marchesano, poi Lollo Suazzo, Josema, Volonnino, non riesce a tenere il possesso il capitano Arvonio, Galletto, Alex, ancora lui, Alex prova la sua giocata, la butta in mezzo, c'è una deviazione di Lollo Suazzo con Galletto che stava per arrivare sul pallone, vediamo Volonnino, Kenji su di lui, Lollo Suazzo, ancora Arvonio, Lollo Suazzo, ancora lui, Alex lo ferma e scivolata, anche grande scontro fra Lollo Suazzo e Alex, due top player a mio avviso della categoria. Vediamo qui Kenji si distrae, recupera il possesso Volonnino, Marchesano prova questo lancio lungo direttamente fuori, Parisi controlla, rientra Gabriel Pina, esce Ghi, potrebbe fare la differenza le rotazioni della Sandro Abate che sono di meno sicuramente del Benevento. Vediamo qui Ghi, anzi scusate, Pina aggancia, poi Alex mantiene il possesso Josema, rimessa laterale, Volonnino sul punto di battuta, Josema 9:27 alla fine del primo tempo, Galletto riesce a tenere il possesso, Alex, Kenji, Volonnino su di lui, Alex, Galletto, ancora Galletto prova a servire Kenji, atterrato, protesta Volonnino, fallo del Benevento, dentro De Crescenzo esce Lollo Suazzo, Kenji, vediamo qui, arriva prima sul pallone, l'arpiona Volonnino, rientra Ghi, Alex sul punto di battuta, c'è anche Gabriel Pina nei paraggi, vediamo se sfrutta questo calcio piazzato la Sandro Abate, Alex se ne incarica lui la battuta, vediamo cosa fa il diavolo, Alex passa a Kenji, Volonnino, poi Alex, Kenji prova la finta, Gabriel Pina direttamente verso Alex, Ghi, ancora lui, Ghi, carica il destro, c'è la deviazione di De Crescenzo, sarà ancora possesso in favore della Sandro Abate, corner, va Galletto che rientra, vediamo qui il tiro di Ghi, c'è la deviazione di Fabigno, qui Gabriel Pina al volo, pallone altissimo, ancora Marchesano, prova a lanciare lungo proprio verso Fabigno, non arriva ovviamente sul pallone, troppo lungo
la rimessa di Marchesano. Qui Galletto riesce a tenere il possesso palla, mister Piero Basile chiede un fallo. Vediamo Alex, Galletto con un po' di fortuna qui la Sandro Abate recupera il possesso. Galletto serve Kenji, Volonnino su di lui, Kenji prova la finta, la solita finta di Michael Kenji all'indietro verso Alex. Vediamo ancora lui, Alex, Gabriel Pina, serve Alex, c'è un po' di spazio, Alex, il tiro, Marchesano salva il Benevento. Grande parata del portiere del Benevento sull'azione di Alex che si gira bene. Il tiro, Marchesano, Gabriel Pina, Kenji su di lui, Lollo Suazo che butta il pallone proprio su Kenji, guadagna la rimessa laterale. Lollo Suazo prova a servire Volonnino di testa, Gabriel Pina anticipa e salva la Sandro Abate. 8 minuti alla fine del primo tempo, 0-0 al Del Mauro. Vediamo Volonnino, c'è Lollo Suazo, un po' di spazio, Lollo Suazo, attenzione, carica il sinistro, Kenji rimpalla, rimessa ancora per il Benevento. De Crescenzo prende il posto di Josema, ancora De Crescenzo, Volonnino che prova la giocata per servire Fabigno, rimessa laterale in favore della Sandro Abate. Kenji, Alex, Kenji, ancora Galletto, mantiene il possesso, poi prova a superare Lollo Suazo, ci riesce, la butta in mezzo, c'è la deviazione, corner ancora per la Sandro Abate. Galletto, Gabriel Pina, Alex, Gabriel Pina che ha trovato il primo gol proprio contro la Fed di Eboli. Ancora Pina, prova a servire Galletto, Lollo Suazo anticipa, Kenji ancora in possesso. Vediamo Kenji, Alex, De Crescenzo su di lui, Pina, Galletto pressato da Lollo Suazo, Alex, ancora il diavolo, prova a servire Kenji, si butta nello spazio Alex, Kenji lo serve, pallone però lungo, non arriva Alex che se la prende col compagno. Vediamo ancora Volonnino fermato da Gabriel Pina, attenzione, contropiede della Sandro Abate, Pina, c'è Galletto che cicca il pallone, occasione potenziale per la Sandro Abate. Rivediamo qui, gran pallone di Pina, non aggancia Galletto, questa poteva essere una grande occasione per la squadra locale. De Crescenzo, Pina recupera il possesso, attenzione Gabriel Pina, serve Kenji e poi il piedone di Marchesano, contropiede Lollo Suazo, botta ancora Lollo Suazo, Volonnino, pallone alto, partita bellissima che non si sblocca. Complimenti alle due squadre che stanno dando spettacolo. Rivediamo qui Lollo Suazo, Volonnino, pallone alto, Ghi, non c'è tempo di rifiatare che l'azione riprende, ancora Fabigno, serve Titon, anticipa botta, poi Di Luccio, Ghi, pressione di De Crescenzo, ancora Ghi, prova l'azione solitaria, Ghi salva Lollo Suazo. Rivediamo nel replay qui Ghi, il tiro, Lollo Suazo devia, era nello specchio della porta. Partita bellissima, botta su pallone, fischi per l'ex capitano del Benevento. Vediamo, botta, la botta in mezzo, qui Di Luccio, pallone che esce e se non sbaglio tocca leggermente la traversa. Rivediamo nel replay il tiro, leggermente toccata la traversa. Vediamo ancora Lollo Suazo, giro palla della squadra ospite, entrato dovrebbe essere col numero 77 Colletta, Josema, Lollo Suazo, qui Ghi anticipa per un attimo, poi Marchesano, Colletta pressato da Giuseppe Lavrendi, Josema, Titon aggancia benissimo, ancora Titon, supera botta e Parisi fa un miracolo, Gianluca Parisi fa un miracolo su Titon. Rivediamo amici
di divisione calcio a 5. La manona di Gianluca Parisi evita il gol. Vediamo corner per il Benevento che la butta in mezzo con Lollo Suazzo. Titon vicinissimo al gol, ancora lui, Titon, il tiro, pallone alto. Si accende il derby, ritmi altissimi fra due grandi squadre. Facciamo un grande applauso per il nostro guardiano Parisi. Pina, Ghi, Lavrendi qui, toccato duro da Lollo Suazzo, ammonito. Rimane a terra Giuseppe Lavrendi, ammonito Lollo Suazzo. Primo ammonito dell'incontro. Terzo fallo per il Benevento, 5 minuti e 13 alla fine del primo tempo. Rivediamo netto il fallo su Giuseppe Lavrendi. Ghi sul punto di battuta. Vediamo, Di Luccio, Lavrendi, Ghi. Prova a servire Di Luccio, Gabriel Pina. Pina prova il tiro, Marchesano, poi c'è Ghi, ancora Marchesano, doppia chance per la Sandro Abate. Botta e risposta fra le due squadre, rivediamo qui Gabriel Pina, il tiro, Marchesano e poi sulla ribattuta Ghi. Ancora Marchesano, attenzione Ghi, al volo, pallone che esce. Marchesano, Colletta. Josema, De Crescenzo, pressato da Lavrendi, rimessa laterale in favore della Sandro Abate. Vediamo Gabriel Pina. Sul punto di battuta, intanto l'arbitro richiama i giocatori. Prova a bloccare le proteste l'arbitro. Vediamo Pina su di lui, prova a buttarla in mezzo, protesta Lavrendi che si sente spinto. Fischi intanto da parte dei tifosi del Benevento che sono tantissimi qui al Pala del Mauro. Marchesano, Colletta, Titon lascia scorrere il pallone. Gabriel Pina, Ghi prova a girarsi, Colletta su di lui. Ghi non riesce nell'intento di passare il pallone. Vediamo Josema, Titon, punta Ghi, Ghi recupera il possesso. Vediamo contropiede della Sandro Abate. Ghi prova il tiro direttamente fuori. Sarà rimessa per il Benevento. Marchesano, Titon, De Crescenzo, Josema, supera Gabriel Pina, ma si trascina il pallone fuori. Rimessa laterale per la Sandro Abate. 4 minuti alla fine del primo tempo. Di Luccio, Gabriel Pina, Lavrendi, ancora lui, Lavrendi, prova le finte, Gabriel Pina, ancora Ghi, su di lui Josema, Ghi, tacca per Lavrendi, Lavrendi prova a puntare De Crescenzo, Lavrendi prova a buttarla in mezzo, c'è la deviazione, rimessa laterale per la Sandro Abate.
Rientra Alex al posto di Ghi. Alex. Gabriel Pina. Il tiro, deviazione di De Crescenzo, rimessa laterale. Vediamo. Lavrendi prova a buttarla in mezzo, chiede calma a Di Luccio. Pina. Gianluca Parisi. Titon. E poi Alex di nuovo in possesso, la Sandro Abate. Gianluca Parisi prova a servire Lavrendi, che prova la rovesciata. Giuseppe Lavrendi, bel gesto tecnico, sarebbe caduto giù il palla del Mauro. Vediamo qui Parisi su Fabinho, poi chiede il tocco di mani la squadra ospite. Rivediamo proteste del Benevento, rivedremo dopo nel replay. Kenji, Lavrendi, Fabinho su di lui, Lavrendi, Gabriel Pina, Josema, Gabriel Pina anticipa, poi Fabinho prova a servire De Crescenzo, Kenji non riesce a servire Alex. Rimessa laterale per il Benevento. De Crescenzo, Josema, Fabinho, ancora lui, serve Titon, Parisi, ancora lui. Riesce De Crescenzo dentro Lollo Suazo, dentro anche Volonnino al posto di Titon. 2 minuti e 35 alla fine del primo tempo. 0-0 fra le due squadre campane. Josema la butta in mezzo, Volonnino ci arriva, serve Lollo Suazo, ancora lui, Suazo, Ghi su di lui, prova il tiro, Suazo, pallone che esce. Partita molto bella, ritmi altissimi, ancora non si è sbloccata però qui al Pala del Mauro di Avellino. Alex, Kenji, serve Alex, di prima verso Ghi, che forse non si aspettava il tocco di Alex. Rimessa laterale per il Benevento. Josema, Volonnino, ancora lui, prova a puntare Kenji. Volonnino stava per prendere il possesso, Lollo Suazo, Fabinho, sponda di Fabinho che fa salire la squadra. Volonnino, Kenji su di lui, poi Josema, Lollo Suazo, Fabinho, Josema, Lollo Suazo, prova a puntare Alex, Volonnino, Kenji su di lui, Volonnino, si trascina il pallone fuori, rimessa dal fondo per la Sandro Abate Avellino. Vediamo, Parisi serve Ghi che non riesce a tenere il possesso, Volonnino, poi Ghi la butta proprio sul corpo di Volonnino. Rimessa laterale per la Sandro Abate. 1:34 alla fine del primo tempo. Kenji, Volonnino su di lui, Kenji prova con tranquillità in questa ultima fase del primo tempo. Ancora Kenji, carica il sinistro, pallone che esce di poco, chiedeva il tocco Kenji. Riparte Volonnino, vediamo Volonnino, c'è un po' di spazio, Alex superato, poi Lollo Suazo sfiora il gol, devia qualcuno della Sandro Abate, devia anche la traversa e salva la Sandro Abate. Rivediamo qui Volonnino per Lollo Suazo, deviazione e poi la traversa salva Gianluca Parisi. Josema sul punto di battuta, 1 minuto e 10, attenzione qui Fabinho non ci arriva con la testa. 0-0, 1 minuto e 7 alla fine del primo. Alex predica calma, sia mister Piero Basile che Alex. Alex, ancora lui, Lollo Suazo su di lui, scavetto per Kenji che per un attimo è arrivato sul possesso, poi rimessa laterale in favore del Benevento. Josema, Lollo, ancora verso Volonnino, pressato da Kenji, poi qui Fabinho, arriva incredibilmente il pallone, vediamo Josema, il tiro, Alex scivolata, salva a 43 secondi dalla fine. Vediamo ancora Parisi su Josema, ci prova direttamente l'ex da calcio d'angolo.
Vediamo Lollo Suazzo fermato per un attimo da Galletto. Marchesano prova a buttare verso Volonnino, riparte la Sandro Abate. Alex, ancora Kenji. Alex, 24 secondi sul cronometro. Alex, finta e controfinta, vediamo, Alex serve Galletto, scusate, ancora verso Kenji, 14 secondi, Ghi. Alex, Iosema intercetta, poi prova a far salire la squadra, c'è Lollo Suazzo che non arriva sul pallone, 4 secondi, vediamo se Galletto prova. Finisce il primo tempo 0-0 fra le due squadre, grandissimi ritmi, ci vediamo fra poco per la ripresa di Sandro Abate Avellino contro Benevento.
Siamo pronti per l'inizio del secondo tempo fra Sandro Abate Avellino contro Benevento. 0-0, un primo tempo scoppiettante fra le due squadre campane che sicuramente hanno modificato il proprio cammino con gli acquisti, sia la Sandro Abate che il Benevento. Due squadre di categoria, due squadre che sicuramente daranno filo da torcere a tutto il campionato. Siamo pronti a breve per l'inizio della ripresa. 0-0 per ora tra Avellino e Benevento. Ennesimo scontro fra le due città, scontro ovviamente sportivo. Oltre a quello del calcio in Serie C c'è anche il derby qui alla Serie A Futsal. Complimenti anche ai tifosi ospiti che sono accorsi tantissimo, seguita tanto la squadra di Benevento, seguita anche la Sandro Abate qui al Pala del Mauro. Vediamo, tutto pronto per la ripresa, vediamo chi la spunterà, se il Benevento o la Sandro Abate. Ovviamente sono 3 punti fondamentali per entrambe le squadre. Ghi, Alex, si riparte quindi, Kenji ancora verso Ghi che non riesce a tenere il possesso, Josema praticamente lo bracca, Lollo Suazo prova a servire Fabigno, di testa Alex, Galletto, Kenji, ancora lui prova a servire proprio Galletto, Lollo Suazo su di lui, Alex, vediamo se inventa qualcosa, il diavolo, Alex prova il tiro, c'è la deviazione di Fabigno che prova a far ripartire il Benevento, Josema, ancora Volonnino, Fabigno prova a servire proprio Volonnino, rimessa laterale in favore della Sandro Abate. Mister Piero Basile che praticamente ha vinto con la sua tecnica contro la Feldieboli. Il mister della Feldieboli ha fatto delle dichiarazioni un poco particolari a fine gara sul fatto del regolamento del calcio a 5. Vediamo qui intanto Alex la lascia passare, risponde subito mister Piero Basile che è uno dei suoi schemi che anche in passato ha utilizzato anche con l'L84, il portiere di movimento in corso durante la partita. Vediamo Ghi qui prova a saltare Volonnino, Fabigno, Kenji, ancora lui, Volonnino, Kenji prova a superare proprio il numero 14, poi la butta in mezzo Kenji. Vediamo, c'è un fischio dell'arbitro che probabilmente Kenji è andato a finire contro le barriere, anzi no, Volonnino. Tutto ok sia per Volonnino che per Michael Kenji. Rimessa laterale, anzi rimessa dal fondo per la squadra ospite. Qui Fabigno non arriva sul pallone, Alex, Kenji, Ghi, Josema su di lui, ancora Ghi, prova a saltare l'uomo, Galletto, Kenji, c'è un po' di spazio ora per la Sandro Abate, Kenji la butta in mezzo, Galletto non arriva, attenzione contropiede con Lollo Suazo, fermato da un attimo da Kenji, poi Alex subito verso Ghi, vediamo Ghi, carica il destro, sfonda la porta Ghi, ennesima rete pesante per il Toro che festeggia con tutto il pubblico, si casa il capitano della Sandro Abate. Rivediamo nel replay, amici, il golasso di Ghi, 1-0 per la Sandro Abate. Rivediamo la botta di Ghi, 1-0. Ghi esplode il Pala del Mauro, prima occasione pesante nel primo tempo, subito il gol della Sandro Abate che può cambiare il match. Vediamo Volonnino, cambia ovviamente ora l'impronta della partita, Josema, Lollo Suazo, Josema ancora verso Fabigno, ancora di potenza Ghi contro i portieri avversari, è difficile che non inquadri la porta. Vediamo Lollo Suazo pressato da Galletto,
c'è il tocco di mani di Gennaro Galletto. Lollo Suazo che chiedeva il fallo, non se ne era accorto che l'arbitro appunto aveva fischiato. Vediamo ancora Volonnino, fa ribattere l'arbitro. Rivediamo qui l'azione del gol, sfonda il portiere marchesano. Volonnino, Josema, Volonnino, ancora Josema, Fabigno, Alex su di lui, Fabigno il tiro, Alex lo mura, poi ancora lui, serve Kenji, anticipa Volonnino, rimessa laterale, Kenji, Alex, Kenji, ancora verso Galletto, serve Kenji, Lollo Suazo dappertutto ragazzi, rimessa laterale per la Sandro Abate, 1-0 quindi al Pala del Mauro. Ghi, Alex, il capitano, prova a superare Josema, il tiro, risponde alla grande marchesana, attenzione contropiede, Lollo Suazo con la punta, ferma tutto la Sandro Abate. Lollo all'indietro verso Josema, Volonnino, Kenji su di lui, Volonnino supera Kenji, poi Parisi esce, Alex salva tutto, riparte la Sandro Abate, Kenji, vediamo, ancora lui il tiro, c'è la deviazione, rimessa laterale, partita che si infiamma come nel primo tempo, esce Volonnino dentro Guerra, intanto qui l'arbitro richiama perché il cambio non è regolare, deve rispettare la posizione, ecco qui, li fa ricambiare e poi esce ancora Volonnino, dentro Guerra, è pronto anche Titon, è pronto Gabriel Pina per la Sandro Abate, Alex, inizia a contare l'arbitro, Kenji, pallone alto, rimessa dal fondo, Titon, ancora lui, Titon, Kenji lo ferma, Titon, Josema, Guerra, Josema, ancora lui, Titon, Alex su di lui, Titon prova a guadagnare un po' di spazio, in pressione, guadagna il possesso, dentro Gabriel Pina, esce Kenji, vediamo, Galletto, ancora verso Alex, Gabriel Pina, grande tocco verso Galletto, serve Ghi, Josema su di lui, Alex, ancora verso Galletto, Galletto prova a puntare Lollo Suazo, Alex, Ghi, ancora qui prova a intercettare Lollo Suazo, spavento per la Sandro Abate, Lollo Suazo sempre pericolosissimo, agguato sul pallone. Vediamo ancora Galletto, Alex, Ghi, anticipa Josema, all'indietro verso Alex, vediamo il giocatore spagnolo, Gianluca Parisi, prova a lanciare Galletto, anticipa Lollo Suazo di testa, rimessa laterale, 15:28 alla fine del match, 1-0, ha segnato Ghi, Alex, Gianluca Parisi, inizia a contare l'arbitro, vediamo Parisi, prova a puntare la porta, il pallone va fuori, Marchesano, Josema, è alta la Sandro Abate, Guerra, ancora Josema, pressione di Ghi, sempre il migliore sul pressing alto, Ghi, tanti anni anche in nazionale. Vediamo ancora Lollo Suazo, Titon, ancora lui, Titon, Alex prova la pressione, poi Guerra, salta Gabriel Pina, piccolo fallo forse nei confronti di Guerra, attenzione non c'è nulla, dice l'arbitro, Ghi, il pallonetto di poco alto, sfiora il 2-0, Ghi, esce Lavrendi, rivediamo qui l'azione, tocco sotto, pallone che esce veramente di poco, esce proprio Ghi dentro Lavrendi, Titon, avversario durissimo per gli uomini di mister Piero Basile, Josema,
Pressione della Sandro Abate, Lollo Suazo, Titon, ancora lui, Alex lo ferma e poi scivola all'indietro verso Lavrendi, corner per il Benevento, scivola Alex. 14:30 alla fine, vediamo. Qui Lollo Suazo, il tiro, Parisi con i piedi. Titon ha servito Lollo Suazo che ha provato a sorprendere Gianluca Parisi, non ci è riuscito. Vediamo qui Lavrendi ancora, poi pressione anche di Lollo Suazo, Galletto lotta contro Josema, Lavrendi esce bene la Sandro Abate, vediamo. Ancora Lavrendi, Galletto prova lo scavetto per Lavrendi. Applausi per i giocatori locali, vediamo ancora Josema, Titon. Su di lui proprio Giuseppe Lavrendi, Josema, Titon prova a ballare sul pallone, vediamo ancora Titon, Lollo Suazo, Galletto su di lui, Lollo Suazo, ancora Parisi con i piedi, attento Gianluca Parisi, Titon, Guerra, Lollo Suazo, Guerra. La pressione di Galletto, Josema, attenzione, c'è un po' di spazio, Guerra la butta per Josema, il tiro, la deviazione e poi con il piede blocca Parisi. Vediamo ancora Parisi, lancia subito Lavrendi direttamente in mano a Marchesano che riparte con Titon. Ancora lui, Titon, Lavrendi in velocità, rischia il fallo, Josema prova il tiro, Alex c'è la deviazione, poi Galletto prolunga, ma pallone ancora in possesso per Marchesano. Josema, serve Guerra, qui spinto da Gabriel Pina, fallo, primo della Sandro Abate nel secondo tempo, ci sta. Ricordiamo quindi il risultato 1-0, Ghi, Titon, ancora su di lui Pina, Galletto prova a fermare Lollo Suazo, lo ferma e prova il contropiede, Galletto prova a servire Gabriel Pina, Titon, fondamentale la sua chiusura, rimessa laterale per la Sandro Abate, Lavrendi, calcia, deviazione ancora di Titon, Scarpitti prova ancora la mossa Arvonio, Gabriel Pina sul pallone, ancora lunga la partita. Vediamo qui Galletto e ancora Marchesano risponde al giocatore della Sandro Abate. Rivediamo qui Pina di prima, Galletto, Marchesano non si fa sorprendere. Batte Galletto. È pronto anche Volonnino a rientrare. Rimessa laterale dice l'arbitro, no corner. Vediamo qui Galletto, carica il destro Pina. Poi braccato da De Crescenzo, Lavrendi, Pina, Lavrendi, Pina, grande scambio fra i due, ancora Pina, c'è un po' di spazio, il tiro, Arvonio, rimessa laterale per la Sandro Abate, che in questa fase sta facendo riposare i propri gioielli, Ghi, Alex, Kenji, vediamo ora, mister Piero Basile predica calma, Fausto Scarpitti dà indicazioni, due grandi allenatori di categoria. Vediamo Di Luccio col piattone, stava per sorprendere la difesa del Benevento, qui Parisi lascia scorrere il pallone. 12:20 alla fine del secondo tempo, vediamo qui Galletto spinto, ci sta tutto, il fallo di Titon che protesta. Secondo fallo quindi per il Benevento, esce Galletto dentro botta. Botta sul pallone, è pronto anche Chi, a breve Kenci e Ghi in campo. Vincenzo Botta sul punto di battuta, Gabriel Pina, Botta, Lavrendi, pressing del Benevento, Botta, Parisi spazza,
direttamente in mano al proprio collega marchesano. Volonnino, Di Luccio su di lui, non riesce a agganciare Arbonio. Gabriel Pina, Vincenzino botta, Di Luccio, botta, Di Luccio, scambia il pallone alla Sandro Abate, prova a far correre, qui esce Marchesano e poi Arbonio rischia, poi Volonnino recupera il possesso. Di Luccio qui trattenuto, un po' di proteste in panchina. Marchesano qui chiede il retropassaggio, Lavrendi. Volonnino, vediamo, Di Luccio su di lui, Volonnino prova a saltare la difesa della Sandro Abate, pallone che esce, ottima azione di Volonnino che qui, come vediamo nel replay, supera Di Luccio, pallone però che non inquadra lo specchio. Qui Alex si gira alla grande su De Crescenzo, chiede il fallo Alex, l'arbitro non ravvisa però e riparte il Benevento. Proteste del Mauro, qui Arbonio, Lavrendi, Parisi, Alex pulisce per Botta che prova a far salire la squadra. Vincenzino Botta, Alex, Giuseppe Lavrendi, Botta, Alex, Ghi in possesso, Ghi, vediamo contro Volonnino, Ghi prova a saltare Volonnino, Ghi, grande occasione anche per la Sandro Abate con ancora il proprio Toro. Ora riparte Titon, Titon prova a superare Alex, dice non c'è nulla e alzati, dice l'arbitro. Proteste del pubblico ospite. Alex dice che non era fallo, Titon protesta ovviamente. Ha messo il corpo Alex, poi rivedremo nel replay. Lavrendi, Vincenzino Botta, ancora lui, Alex, Alex, Botta, Alex, serve Ghi che non riesce a agganciare De Crescenzo praticamente su di lui. Volonnino prova a saltare Vincenzo Botta, recupera il possesso Lavrendi, Ghi, ancora lui, prova a girarsi, Ghi, il Toro all'indietro verso Alex, Vincenzo Botta, vediamo, c'è un po' di spazio, sale la Sandro Abate, Ghi, Alex, entriamo nella seconda fase del secondo tempo, l'ultima. Alex è qui spinto da Fabigno, terzo fallo, anzi secondo fallo scusate per il Benevento. Rivediamo qui, mette il corpo Alex, poi accentua la caduta Titon. A mio parere ci poteva stare anche il fischio, però nel dubbio l'arbitro lascia correre. Effettivamente Titon poi ha accentuato la caduta. Intanto altro fallo per la Sandro Abate e qui Alex qui viene cinturato. Ci potrà stare anche il fallo per la Sandro Abate, vediamo. Ghi carica il destro, Fabigno, 9,44 alla fine. Di Luccio è lunga ovviamente, 9 minuti e 40 sono tantissimi nel calcio a 5. Kenji qui sbaglia il passaggio per Alex, Josema sul punto di battuta, inizia a contare l'arbitro. Volonnino, serve Fabigno, vediamo, Fabigno prova a girarsi, tacca per Josema, Josema prova a servire Volonnino, si allunga leggermente il pallone, poi Gabriel Pina, serve Di Luccio, vediamo Di Luccio, ancora lui, fermato da De Crescenzo, rimessa laterale però in favore degli ospiti. Josema, De Crescenzo, ancora Josema, Volonnino, Volonnino, Alex su di lui, saltato, poi Fabigno, Di Luccio e poi Gabriel Pina, Pina, Kenji, prova a servire Alex, Volonnino su di lui, vediamo se inventa qualcosa Alex, guadagna qualche altro metro il numero 5 della Sandro Abate. Gabriel Pina carica il destro, anzi il sinistro, poi spazza Fabigno, rimessa laterale per la Sandro Abate. Rientra Lollo Suazo dopo un piccolo periodo di pausa per il numero 93. Di Luccio, Gabriel Pina, Josema su di lui, Gabriel Pina lo salta e poi Kenji fermato da Fabigno e poi contropiede, attenzione, Lollo Suazo contro Alex, Lollo Suazo,
Alex con i piedi riesce a fermarlo, poi Kenji guadagna la rimessa laterale, applausi per Mikel Kenji che poi riceve un piccolo colpo da Lollo Suazo, rimane a terra, vediamo cosa succede. Parisi chiede calma, non è successo niente, dice Gianluca Parisi. Lollo Suazo che va a vedere Kenji cosa si è fatto, rivediamo. Vediamo Kenji qui in possesso, salta Yosema, poi sembra che non c'è stato nulla, Kenji cade a terra, probabilmente ha ricevuto un piccolo colpetto quando Lollo Suazo si è girato, però nulla di particolare, non mi sembrava esserci il fallo. Vediamo comunque Alex, Mikel Kenji, Volonino su di lui, Kenji salta Volonino, attenzione Kenji la butta in mezzo, devia il portiere marchesano. Vediamo ancora Kenji, ha provato l'azione solitaria, Gabriel Pina prova a buttarla in mezzo, Yosema esce, anzi no perché è braccato da Kenji, la dà Suazo che serve Yosema sulla corsa, vediamo Yosema, Kenji con la punta del piede, poi Yosema, Parisi salva sull'ex, ritorna chi, esce Gabriel Pina, Lollo Suazo, Galletto su di lui, Lollo Suazo, Parisi e poi riprova a ripartire la Sandro Abate con Ghi, fermato, attenzione 3 contro 1, Lollo Suazo, Fabigno salva Alex e poi Yosema fermato da Galletto e fallo, vediamo, mi sembra fischiato al Benevento dovrebbe essere, vediamo perché ci sono un po' di proteste qui, anticipa Galletto, anticipa Yosema, vediamo di chi è il fallo, cartellino giallo in mano per l'arbitro, dovrebbe ammonire Yosema viene ammonito, quindi fallo a favore della Sandro Abate. Terzo. Protestano i tifosi del Benevento che volevano il fallo, invece l'arbitro ha dato per la Sandro Abate, vediamo. Qui rischia un pochettino, poi Galletto vince il contropiede, attenzione Galletto, Marchesano e poi Yosema, Kenji recupera il possesso, vediamo Kenji, prova l'azione la Sandro Abate, ancora Marchesano blocca tutti i pericoli, Lollo Suazo, Fabigno, Lollo Suazo, Volonnino, supera Ghi per un attimo e poi Fabigno, vediamo Fabigno, il tiro, pallone che esce, qui spreca il Benevento, poteva far meglio Fabigno, Alex richiama Ghi, partita intensa, ovviamente 6 minuti e 56 ancora, lunga per la Sandro Abate. Galletto qui prova il tiro, rimpalla Lollo Suazo, mister Piero Basile che dà indicazioni a Gabriel Pina. Vediamo Galletto sul punto di battuta, inizia a contare l'arbitro, Galletto, Ghi, c'è Kenji, Ghi servito, prova al volo Ghi, deviazione ancora di Fabigno. Pronto ad entrare anche di nuovo Titon, vediamo Galletto, la butta in mezzo, Kenji non ci arriva, attenzione Lollo Suazo, contropiede, Lollo Suazo, il tiro, Parisi col piede e poi Kenji, riparte la Sandro Abate, aspetta per i propri compagni, perde l'attimo, Ghi, ancora verso Kenji, rientra Gabriel Pina, Alex lo serve sulla corsa, non riesce però ad agganciare il giocatore ex meta Catania,
Vediamo Lollo Suazo. Guerra ha un po' di spazio, Guerra supera Gabriel Pina, ancora Parisi, si dispera Basile che vuole più attenzione. Qui Pina, gran pallone verso Alex, braccato da Guerra, si gira bene e la grande parata del portiere, e poi Gabriel Pina. 2-0 per la Sandro Abate, segna il nuovo acquisto Gabriel Pina. Rivediamo l'azione, 2-0 per la Sandro Abate. Qui Alex contro Guerra, giravolta di Alex, il tiro, il portiere respinge, poi Gabriel Pina sulla ribattuta fa 2-0. 2-0 e time out per Fausto Scarpitti. A 0, questo è un gol importante, esplode il Pala del Mauro qui ad Avellino. Rivediamo i risultati live sugli altri campi. 3-1 del Genzano col Manfredonia, l'L84 vince 3-2 col Città di Cosenza, il Napoli sta vincendo con la Came Treviso per 3-0 e si potrebbe accorciare la classifica della Sandro Abate in vista dell'ultima giornata di andata contro l'Ital Service Pesaro, ma questi calcoli vanno fatti dopo il risultato. Vediamo, 2-0 importantissimo per gli uomini di mister Piero Basile. Ovviamente ora il Benevento deve sbilanciarsi perché è sotto di 2 gol, mancano 6 minuti, la partita cambia. Intanto chiude il palazzetto qui al Pala del Mauro, vediamo, riparte quindi l'incontro, 2-0, 6 minuti, Lollo Suazo, Titon, ancora lui, Titon, Ghi di lui, Titon, Lollo Suazo, Titon, Ghi praticamente lo segue, Titon la butta in mezzo, poi c'è Parisi che ci mette la mano, sarà corner in favore del Benevento. Josema se ne incarica, vediamo, la butta in mezzo, Lollo Suazo, c'è la deviazione di Gabriel Pina decisiva secondo me, perché poteva essere un bolide nella porta di Gianluca Parisi. Vediamo qui Lollo Suazo, la deviazione della difesa della Sandro Abate. Fausto Scarpitti intanto prova a dare indicazioni. Josema, potremmo vedere a breve il portiere di movimento per il Benevento. Vediamo qui Titon fermato da Alex che voleva una rimessa laterale, ma la deviazione non c'è stata. Titon, Josema, e qui Ghi prova per un attimo a tenere il possesso, vediamo, Marchesano verso Josema, blocca senza problemi Gianluca Parisi che prova a servire Di Luccio che stoppa alla grande questo pallone, vediamo, guadagna secondi preziosi la Sandro Abate e qui rischia Gabriel Pina, vediamo, ancora Josema fermato da Di Luccio, poi un po' di confusione, attenzione Titon, Alex spazza, applausi per la Sandro Abate e rimessa laterale proprio per i locali. A 4 minuti e 58 alla fine della gara. Vediamo, Galletto, Alex, Gabriel Pina, serve Alex, Josema anticipa, Volonnino, Lollo Suazo lascia scorrere, rimessa laterale per il Benevento, è pronto il portiere di movimento, dovrebbe essere Fabigno, esce quindi Marchesano, dentro Fabigno, portiere di movimento a 4 minuti e 39 dalla fine della partita, pressione totale del Benevento, sotto di 2 gol, Volonnino, Josema, Lollo, Volonnino, Josema, Volonnino, ancora Josema, ovviamente ora fa girare il pallone il Benevento,
Lollo Suazo in attesa di trovare spazio. Qui Josema, pallone alto, Parisi chiede subito il possesso palla, rientra in porta Marchesano, Ghi fa guadagnare altri secondi alla Sandro Abate. Alex, attenzione, stava per scivolare Alex, Gabriel Pina, attenzione, aggancia il pallone, Gabriel Pina, Marchesano e poi Josema, rientra Fabigno. Portiere di movimento ancora per il Benevento dopo la grande parata di Marchesano, rientra Fabigno, vediamo Fabigno, c'è un po' di spazio, c'è la deviazione di Ton, pallone che stava andando verso la porta di Parisi, Josema e ancora pressione del Benevento che rimane in attacco, Lollo Suazo, 3:37 alla fine, Galletto su di lui, recupera il possesso, Galletto, il tiro, pallone che è fuori, rientra Marchesano, poteva chiuderla Gennaro Galletto. Marchesano, De Crescenzo, vediamo Josema, qui perde il possesso palla al Benevento e guadagna secondi preziosi e soprattutto posizione importante la Sandro Abate. Vincenzo Botta entra al posto di Gabriel Pina. Alex, Gianluca Parisi, serve Vincenzo Botta, anticipa Marchesano che ha fatto una buona partita, il portiere del Benevento. Vediamo Botta, 3 minuti e 12 alla fine della gara, potrebbero essere 3 punti preziosi per la Sandro Abate, ancora lunga però. Vediamo Alex, De Crescenzo in pressione, Alex prova a guadagnare anche lui altri secondi preziosi, Josema recupera il possesso. Vediamo Lollo Suazo, vediamo portiere di movimento, anzi no, perché sbaglia il passaggio, tardato di qualche secondo perché rientra Fabigno. Volonnino, 2:50, un po' di pressione e ansia per la Sandro Abate. Josema, Volonnino, prova a trovare qualche spazio Volonnino, Gabriel Pina, poi Parisi non ha spazio per tirare, però guadagna qualche secondo importante. Attenzione Josema qui, anticipa Ghi, Lollo Suazo, rientra Fabigno, Volonnino, 2:25, Volonnino, i tifosi del Benevento chiedono di accelerare, ovviamente manca pochissimo. Josema, Volonnino, Fabigno, Volonnino, difende la Sandro Abate, Josema, Lollo Suazo, Volonnino, ancora Lollo Suazo, De Crescenzo, Lollo, Fabigno, vediamo ancora, dovrebbe essere a breve time out per la Sandro Abate. Fabigno, Lollo Suazo, Josema, carica il destro, il tiro e trova il 2-1. Non esulta Josema, ma trova un grande gol il giocatore della ex della Sandro Abate. 2-1 a 1 minuto e 51. Rivediamo, trova lo spazio Josema che trafigge Gianluca Parisi. Time out ovviamente, come avevo detto, per mister Piero Basile. 1 minuto e 51. Minuto di pausa ovviamente per quest'ultimo minuto e 50 alla fine dell'incontro. Applausi ovviamente della squadra per il pubblico. 1 minuto e 51, ovviamente Josema non ha esultato, ex dell'incontro fino a qualche giorno fa con la Sandro Abate. 2-1, 1 minuto e 50 da disputare. Ovviamente è tutto aperto perché sicuramente appena il Benevento prenderà possesso riparte col portiere di movimento. Finiti i time out per entrambe le squadre, quindi non ci sarà più gioco fermo. Vediamo Alex, serve Kenji, ovviamente ora la Sandro Abate deve mantenere il possesso. Titon, qui un po' di fretta di Josema che carica il Benevento.
ha portato rispetto però per il pubblico della Sandro Abate, non ha esultato Josema, Alex, Galletto, pressione ovviamente del Benevento, Gianluca Parisi, passano secondi preziosi, Josema, Titon, qui Alex commette fallo, il terzo dovrebbe essere per la Sandro Abate, portiere di movimento per il Benevento, Josema, Lollo Suazo, vediamo, l'incontro si decide in questi ultimi 90 secondi, Volonnino, Josema, Lollo Suazo, fischi di paura del Pala del Mauro, Volonnino, Josema, Lollo Suazo, ancora Josema verso De Crescenzo, pallone che esce, poi Parisi ha provato a accelerare il gioco, rientra in porta Marchesano, Josema chiede subito il portiere di movimento, Scarpitti, ci riesce Fabigno, vediamo Volonnino, Alex su di lui, attenzione Fabigno, c'è un po' di spazio, il tiro, pallone che esce, si salva la Sandro Abate, 51 secondi alla fine del match. Ancora 51 secondi qua al Pala del Mauro. Partita veramente bella, un derby straordinario, il Benevento non merita l'ultimo posto, sicuramente uscirà dall'ultimo. Vediamo ancora Ghi, il tiro, il pallone che esce, brivido per il Benevento che ora proverà l'ultima occasione perché mancano solamente 30 secondi. Vediamo Josema, Volonnino, Lollo Suazo, il tiro di Lollo Suazo, Ghi devia, esulta, però la partita non è finita, 26 secondi, 26 secondi, fine gara alle interviste, ricordiamo dei protagonisti, vediamo Volonnino, seguiamo questi ultimi 20 secondi, Lollo Suazo, il tiro, pallone che esce, vediamo Parisi prova a accelerare, prova a servire Ghi, Josema con la testa e Volonnino riparte per quest'ultima veramente chance, 13 secondi, Volonnino, attenzione Titon, il tiro, pallone che esce, rimessa laterale, potrebbe essere la fine della gara, 9 secondi, si alza il pubblico del Mauro, 9 secondi, mister Piero Basile chiede a Ghi di accorciare, Galletto, Ghi viene servito, pallone che esce, guadagna altri 3 secondi, 6 secondi alla fine, vediamo, prova il tutto per tutto il Benevento, Lollo Suazo, Alex con la testa, 2 secondi, 1 secondo, Ghi, il pallone è finita, Sandro Abate che porta a casa il derby per 2-1 e si giocherà fino all'ultima giornata l'accesso alla Final 8 di Coppa Italia. Ci vediamo alla prossima partita in casa della Sandro Abate. Dal Pala del Mauro è tutto, Sandro Abate 2, Benevento 1, a dopo per le interviste.